Buonasera, buonasera a tutti. Sono Giorgio Sbrissa, sono l'amministratore delegato di ENAIP del Veneto, in questo ruolo anche presidente dell'European Vocational Training Association e di ENAIPnet. Ho un piacere infinito oggi avere con noi, in ordine, Barbara, prego, accomodati. Gigi, in mezzo, e Francesco. È per noi un incontro molto importante, per i relatori e per l'importanza dell'argomento che andremo a trattare. E in questa grande importanza abbiamo pensato che questo evento doveva essere condotta da una persona brava e soprattutto giovane, e quindi io adesso mi alzerò e lascerò la sedia a Maria. Eccola qui, più forte l'applauso per Maria. Buonasera, no pressure proprio. Benvenuti, mi sentite bene? Mi sentite tutti? Ok. Io sono Maria Ferrara, sono di ENAIP e sono qui oggi per presentare il webinar sul terzo settore, o meglio sulla sfida delle competenze che il terzo settore deve affrontare tra innovazione sociale e nuove tecnologie. E qui con noi oggi per parlarne abbiamo Barbara Dainelli di ENAIPnet e il dottor Luigi Bobba, che è stato sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presidente della Fondazione Tertius, e Francesco Langella della Università Pontificia Salesiana. Collegati con noi ci sono anche la professoressa del Politecnico di Torino Francesca Montagna e Riccardo Pomarolli dell'area formazione di Eurixe, che incontreremo tra poco. Allora, prima di lasciarvi la parola faccio una breve premessa per introdurre i vostri interventi e alla fine del nostro webinar, se ci sarà tempo, daremo spazio a qualche domanda. Allora, riforma del terzo settore 2017. Come sappiamo nel 2017 sono stati approvati definitivamente i decreti attuativi della riforma del terzo settore, che identifica negli enti del terzo settore tutti quegli enti costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che senza scopo di lucro vanno a promuovere e realizzare tutte quelle attività di interesse generale. Ecco allora che gli enti del terzo settore hanno un ruolo decisivo nella costruzione di un modello di sviluppo sociale ed economico sostenibile ed inclusivo. Sempre nel 2017 la sottoscrizione del pilastro europeo dei diritti sociali. Un primo passo delle istituzioni europee verso la costruzione di una cittadinanza europea basata su alcune sfide sociali condivise, come le pari opportunità al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e un'accessibilità a tutti ad una protezione sociale adeguata e sostenibile. Tutti principi in linea anche con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 definiti nel 2015, ma anche principi e valori in comune, in linea con i principi e valori degli enti del terzo settore che in primis contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza attiva attraverso processi inclusivi e sostenibili, e lo fanno attraverso le più svariate modalità. E una di queste è proprio la formazione e l'istruzione, di cui ENAIP è protagonista, ma come anche tante altre realtà lo sono, alcune delle quali ascolteremo anche oggi. Questo perché l'istruzione e la formazione contribuiscono all'occupabilità e alla crescita sostenibile dei paesi. Lo fanno proprio attraverso la formazione e l'adeguamento delle competenze. Ecco allora, ora lascio la parola ai nostri relatori che hanno una vision, un obiettivo comune che per dare nuovo impulso al terzo settore è necessario investire nella ricerca accademica e nel dialogo tra tutti gli attori del mondo no profit, perché solo così sarà possibile generare una nuova cultura del bene comune. Allora, la nostra prima relatrice è Francesca Montagna, che dovremmo vedere collegata. Sì, buonasera a tutti.
Innanzitutto grazie per avermi invitato. Eccoci, ora la vediamo. Buonasera. E Buonasera. la professoressa Francesca Montagna è professoressa del Politecnico di Torino ed è coordinatrice della prima edizione dell'Executive Master del Politecnico intitolato Innovazione sociale e tecnologica per la cooperazione e il terzo settore. Un master che è anche frutto della collaborazione che c'è stata con la Fondazione Tertius ed è rivolto a chi è interessato alla progettazione di nuovi sistemi di sviluppo locale. E quindi le chiediamo, professoressa, quali sono le competenze necessarie e che ad oggi ancora non ci sono per progettare lo sviluppo locale del futuro. Prego. Grazie. Mi viene da esprimere quanto dirò in funzione di quelle che sono le esperienze del Politecnico di Torino. Il Politecnico di Torino ormai da tempo ha iniziato una, direi, profittevole collaborazione con alcuni enti del terzo settore alla luce di tutta una serie di esigenze che si sono fatte sempre più presenti. Al Politecnico è nato anche Polito per il sociale, che a tutti gli effetti è uno strumento di trasferimento tecnologico e di competenze sul territorio presso il terzo settore, e poi è nato anche questo master. In entrambi e due i casi direi che il centro sono proprio le competenze che possono essere messe a disposizione del terzo settore in funzione della grossa evoluzione che questo settore sta affrontando. In virtù di queste due esperienze, di cui in qualche modo io rappresento il Politecnico, per le quali rappresento il Politecnico di Torino, mi verrebbe da dire che la nostra esperienza è legata al osservare queste organizzazioni che si trovano in un contesto di profonda trasformazione sociale, ma anche economica e tecnologica, e devono in qualche modo poterne distinguere gli elementi di evoluzione e di incertezza. Quindi direi che il primo set di competenze sono tutte quelle competenze che ti consentono di capire le trasformazioni in atto. Le organizzazioni profit in realtà possiedono queste competenze. Il terzo settore rispetto a questo set di competenze ha forse ancora un po' di bagaglio da acquisire, e quindi mi verrebbe da dire che tutte le competenze legate al management, alla strategia, all'innovazione, alla gestione della tecnologia potrebbero essere invece un bagaglio per il futuro. Così come è vero, all'interno di questo settore esistono già competenze di governance multi-stakeholder e di coprogettazione, però tuttavia mancano tutte quelle competenze che possono supportare le decisioni per gestire l'incertezza. Quindi, ad esempio, la lettura del dato, l'essere capaci di come dire, farsi guidare da analisi data driven nelle proprie decisioni, la gestione dei sistemi informativi come strumenti di facilitazione, mediazione, negoziazione, oltre al supporto alla decisione. In generale potrebbero essere, a mio parere, comunque questo è stato il riscontro che abbiamo avuto noi come Politecnico di Torino, utili tutta una serie di modelli che derivano dal mondo profit, ma che fondano le proprie radici in realtà nella teoria dell'organizzazione e che potrebbero supportare anche l'efficientamento di alcuni processi per consentire sostenibilità anche economica a queste organizzazioni, e per questo potrebbe essere interessante, come dire, rafforzare alcune competenze di project management, lean development, entrepreneurship. Quindi questa è stata la ragione per cui abbiamo deciso insieme a Tertius di costruire questo master, che in qualche modo è fortemente multidisciplinare, è un unicum sul territorio italiano e anche internazionale, perché tipicamente i master che si rivolgono al terzo settore sono master
che fondano le proprie radici o sul design oppure sul mondo della sociologia, della pedagogia, della psicologia. Al contrario, questo master guarda alle scienze sociali, ma nello stesso tempo guarda al diritto, quindi in qualche modo ai fondamenti giuridici delle organizzazioni e ai fondamenti giuridici dei processi decisionali e amministrativi, e ad essi associa anche una pesante competenza di management, quindi dall'economia aziendale, il project management, l'entrepreneurship, la gestione dell'innovazione, la gestione delle operation e poi come dire, la lettura dei cambiamenti tecnologici e quindi appunto data science, AI, come leggere il dato, come comunicare il dato, quali sono gli strumenti a disposizione, come sono fatti i sistemi informativi, come fare a gestirli. Ecco, direi che questo è più o meno quello che mi sembra essere l'insieme di competenze necessarie per il terzo settore. Sostanzialmente alcune di esse sono competenze già, come dire, che sono bagaglio del mondo profit e che è importante che anche le organizzazioni del terzo settore acquisiscano come strumenti operativi in un contesto che anche per esse si è fatto sempre più complicato e sempre più competitivo. Altri invece sono strumenti che in generale vanno acquisiti perché il mondo sta cambiando, la rivoluzione digitale tocca a tutti e quindi è assolutamente necessario avere le competenze adeguate per gestire questa trasformazione. Grazie, grazie professoressa Montagna. Sicuramente il vostro, mi sentite? Sicuramente il vostro è un nuovo percorso multidisciplinare e unico in Italia al momento, per cui la ringrazio per il suo intervento. E è sicuramente necessario dare nuove competenze per le nuove sfide del terzo settore. Motivo per cui qui con noi oggi abbiamo anche il professor Francesco Langella dell'Università Pontificia Salesiana, che quest'anno promuove il primo ciclo di studi completo nel terzo settore, una laurea triennale in management e diritto degli ETS e dell'economia sociale e una laurea magistrale in etica, economia e diritto del terzo settore. Ripeto, un nuovo percorso accademico, il primo in Italia, sicuramente una sfida importante che avete accolto. E le chiedo se vuole parlarcene e dirci qual è la novità di questo percorso. Piacere. È una sfida sicuramente importante, coraggiosa, perché il mondo del terzo settore, come ci ha appena spiegato la professoressa, è un mondo che è in completo cambiamento, in completa evoluzione, in fermento. Ci sono sicuramente tante difficoltà che la riforma ha portato, ma ci sono anche tante opportunità. La soluzione per poter gestire queste opportunità, per poter operare in maniera consapevole nell'ambito dell'economia sociale, secondo noi richiedeva una formazione di tipo accademico, perché anche noi, ovviamente per il fatto stesso di essere un'università pontificia, nella nostra storia, nel nostro background, abbiamo sempre abitato il mondo del non profit e del terzo settore, tant'è che anche nei nostri corsi di formazione in scienze della comunicazione sociale, in pedagogia, in psicologia, come faceva riferimento prima la professoressa, già avevamo una serie di corsi e di percorsi dedicati al terzo settore. L'esigenza che abbiamo sentito oggi è stata quella di dedicare un curriculum, quindi una formazione trasversale che potesse offrire sia a chi esce dalla scuola superiore, sia a chi ha già una laurea e un titolo di studio triennale o specialistico, l'opportunità di migliorare la propria formazione accademica. Abbiamo dialogato per tanto tempo con il professor Bobba, con l'avvocato Gabriele Sepio, con altri attori importanti del terzo settore e alla fine anche con loro si è ritenuta necessaria questa scelta di provare a realizzare un percorso
puramente accademico. Percorso che appunto vuole offrire delle competenze trasversali che possano dare quell'infarinatura e quella preparazione tale da poter operare in maniera consapevole, da poter poi perfezionare con l'offerta che già c'è, con master e altro, però riuscire a dare una visione completa di quello che può essere il mondo del terzo settore. Per cui il percorso è già partito quest'anno. È partito solo la laurea magistrale specialistica perché abbiamo finito di lavorarci nel mese di luglio, per cui non c'erano i tempi tecnici di promozione, e stiamo già vedendo da parte dei professionisti che hanno deciso di partecipare per perfezionarsi dei riscontri importanti. Cioè da loro ci stanno restituendo la consapevolezza che già operavano in maniera anche importante in ambiti, in realtà di terzo settore, ma non avevano una visione globale. Per cui il percorso di tipo accademico diventa anche possibilità di ricerca, possibilità di approfondire determinate tematiche e possibilità di sviluppo importante cui non possiamo mancare, cioè non dobbiamo necessariamente auspicare. Grazie. È chiaro quindi che se c'è stata una buona risposta, insomma, per questa magistrale, è chiaro, insomma, la necessità di formazione e di nuove competenze per il terzo settore, per cui molto bene, anche in bocca al lupo per l'avvio della triennale l'anno prossimo. Vorrei ora invitare Riccardo Pomarolli dell'area formazione Eurixe. La fondazione Eurixe è dell'Università di Trento e loro sono alla 27esima edizione del Master GIS, il Master Universitario in Gestione delle Imprese Sociali, che quest'anno però è stato ristrutturato in seguito alla stesura del manifesto, il manifesto delle imprese sociali per le nuove generazioni, che è stato il risultato di un lavoro di 400 membri della community del Master GIS e di molti attori del mondo del terzo settore. Ecco, allora Riccardo, buonasera. Le chiediamo, insomma, di parlarci di questo manifesto e in che modo il master si rinnova grazie anche al manifesto che avete pubblicato. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Maria e grazie a ENAIP per l'invito e per aver organizzato questo prezioso appuntamento. Come ha sintetizzato bene nella premessa alla domanda, lo storico Master in gestione di imprese sociali, o conosciuto appunto come Master GIS, dell'Università di Trento e di Eurixe, per la sua 28esima edizione si rinnova completamente. Questo redesign del Master è frutto di un percorso partecipato che ha visto coinvolta la community di oltre 400 ex corsisti del Master, ai quali sono stati affiancati alcuni esperti di settore e professori universitari, in particolare dell'Università di Trento. Quindi nei primi mesi di quest'anno abbiamo organizzato una reunion e attraverso alcuni laboratori tematici e un workshop in presenza abbiamo affrontato alcune domande per noi chiave, che sono, sintetizzando, perché le cooperative fanno fatica a trovare e o fidelizzare i giovani lavoratori, da qui il tema appunto delle grandi dimissioni, che cosa offrono oggi le cooperative e quindi il tema dell'attrattività del terzo settore, che cosa cercano i giovani nel mondo del lavoro oggi, quindi le aspettative e come cambiano le aspettative rispetto al passato e quali sono le modifiche necessarie e ovviamente possibili che possono adottare le imprese sociali per ritornare ad essere attrattive, appunto. Dalle risposte a queste domande, attraverso un processo poi di scrittura collettiva guidato dal professor Fazzi dell'Università di Trento, è nato quello che appunto lei ha detto bene, il manifesto dell'impresa sociale per le nuove generazioni,
che, come dicevo all'inizio, poi ha dato spinta propulsiva a un nuovo master che sappia poi rispondere puntualmente alle esigenze di conoscenze dei giovani, che sono state poi evidenziate dai nostri ex corsisti, che sono tutti appunto inseriti in organizzazioni, chi magari a livello verticistico sono presidenti di cooperative, direttori generali o anche solo funzionari, project manager, e che quindi vivono questi cambiamenti e sentono appunto la necessità. Gli obiettivi del manifesto quindi sono stati da un lato quello di orientare la formazione e l'inserimento dei giovani nell'impresa sociale, e da qui appunto il redesign del master, con un'attenzione quindi a fornire una formazione sostenibile da un punto di vista economico e anche accessibile in termini spazio-temporali. Un programma didattico la cui linfa siano temi e sfide attuali, con metodologie innovative che stimolino e motivino gli studenti e che rafforzino la capacità di lavorare in team e favoriscano la crescita professionale. Dall'altro è stato l'altro obiettivo appunto del manifesto è quello di stimolare i cambiamenti e innovazioni all'interno delle organizzazioni che oggi risultano meno attrattive rispetto a una volta per i giovani lavoratori. Innovazioni nell'ambito della governance, dei modelli organizzativi, dei processi decisionali, oltre che nella capacità di ingaggiare e coinvolgere il proprio personale in una prospettiva anche con una progettualità futura, no? E quindi tornando poi al concreto, no, della domanda, come cambia il master, come assimila queste istanze che sono manifestate nel manifesto, scusate, e che potete poi trovare anche sul sito del Master GIS in versione completa. Ecco, da questo punto di vista il master non si rivolge più come un tempo esclusivamente ai neolaureati, ma amplia il proprio bacino per intercettare o cercare di intercettare anche quei lavoratori che vogliono crescere in competenze e in ruolo all'interno della propria organizzazione, che vogliono investire quindi nella formazione pur continuando a lavorare. E per far sì che questo ampliamento potesse essere possibile, è chiaro che ci è voluto un ripensamento tanto del carico didattico, che non poteva più essere quello di un tempo, con lezioni per 5 mesi in presenza tutti i giorni, e quanto appunto anche del calendario. Il nuovo master, in particolare, questo master che partirà a marzo del 2024, si svolgerà i venerdì pomeriggio e il sabato mattina, prevalentemente online, con 112 ore di didattica online, e poi con 5 appuntamenti appunto, per un totale di 56 ore in presenza, facendo in modo che non sia più necessario quindi trasferirsi a Trento per frequentare, ma farlo occasionalmente avendo solo un pernottamento in città. Proprio per valorizzare e dare un forte senso agli appuntamenti in presenza, questi sono strutturati nella forma di laboratori in cui l'aula può sperimentare e applicare le conoscenze che ha acquisito durante le lezioni online, con simulazioni e casi più concreti. Ecco, la parte importante è che viene mantenuto anche quest'anno il periodo di tirocinio che viene svolto all'interno delle tante organizzazioni che poi ogni anno danno la disponibilità ad essere enti ospitanti, e tirocinio che da quest'anno, proprio per venire incontro, perché ci aspettiamo che aderiscano al master anche tutta una serie di lavoratori, può essere sostituito da un project work, in quanto coloro che appunto desiderino rimanere all'interno della propria organizzazione con cui già collaborano possono sviluppare un progetto, sia un processo o un prodotto innovativo proprio all'interno dell'organizzazione stessa.
E i cambiamenti che abbiamo deciso di apportare quest'anno tutti insieme sono stati possibili, diciamo, grazie a due elementi. Uno, appunto, è quello della community di 400 ex corsisti che ci permette, in un certo qual modo, di fare i conti con la realtà e di evitare dei cambiamenti un po' a volte effimeri e autoreferenziali, e dall'altro i nostri tassi di placement, perché comunque negli ultimi anni chi frequenta il master al 90% entro 6 mesi trova una professione coerente e soprattutto di quel 90% il 58% conferma la collaborazione con l'organizzazione che li ha ospitati durante il tirocinio, e quindi sono queste le due forze che ci hanno permesso di rinnovare e innovarci. E quindi vi lascio anche con quello che è diventato un motto e che sintetizza un po' il nostro processo di cambiamento, che è non si può fare tutto, non si può fare subito, ma non si può rimanere fermi. Grazie. Grazie. Grazie, no, sicuramente non si può rimanere fermi di fronte alla riforma del terzo settore, alla riforma che sta vivendo. Grazie Riccardo. Vorrei ora dare la parola a Barbara Dainelli, Project Manager di ENAIP-Net, che ci parla di un progetto europeo, sempre sulla sfida delle competenze, ma con un approccio un po' diverso, visto che è volto a contribuire alla definizione di una strategia europea, insomma, quindi va a inserirsi anche in un contesto importante. E ti chiediamo sulla social economy, che lavora sui nuovi profili e le nuove competenze del terzo settore, come verrà sviluppato questo approccio alle competenze nel progetto che stai coordinando? Allora, grazie intanto per l'invito. Dirò una cosa, insomma, come chi mi conosce sa che faccio, e quindi sono confusa e felice. Confusa perché in mezzo a questo rumore cosmico di fondo è anche difficile riuscire a mantenere la barra dritta. Felice perché posso presentare un progetto che mi è molto caro, che si chiama BASE o Base, si può dire in entrambi i modi, che è un po' diverso in questo contesto di master e attività alte, ma che ha più vicino, ma che ha una valenza particolarmente importante. Permettetemi di partire con un gioco, che gioco non è, l'ho chiamato così, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Arrivo già al fondo e quindi cerco di rispondere alla domanda di Maria rispetto a quali saranno i contributi e i risultati che questo progetto vuole portare. Ho tenuto insieme tutte le parole chiave che sono emerse anche, non lo sapevo in realtà, all'interno delle testimonianze che sono state portate da chi prima di me mi ha preceduto. E le ho portate nelle due lingue, anche l'inglese, che è la lingua di un partenariato europeo, qual è quella del progetto BASE. Le scorriamo insieme per farvi capire qual è il fil rouge e la logica del progetto stesso. Partiamo da un gioco che gioco non è, la sfida, la challenge. È un gioco, però è un gioco che può essere anche pericoloso se non si hanno gli strumenti e se non si conoscono le regole del gioco. Come si fa a far diventare la sfida una opportunità, una chance? Beh, lo si può fare se ci si allena mentalmente, ci si allena anche fisicamente, e viene facile, soprattutto utilizzando l'inglese, parlare di training, di formazione, una parola che ci è molto cara. Formarsi a che cosa? Formare le organizzazioni, i lavoratori a che cosa? Al cambiamento. Il primo intervento ne ha parlato diffusamente e è importante non essere dominati dal cambiamento, possibilmente anticiparlo, sicuramente cercare di lavorare con e per il cambiamento, ed ecco che si passa dalla challenge alla chance al change, un change che, anche questa è una parola che è stata già usata, ci serve per affrontare le trasformazioni o le transizioni.
quali teniamo in considerazione all'interno del nostro progetto BASE? Ne teniamo in considerazione 3, quindi non soltanto la duplice transizione digitale e verde, ma anche, ed è un tema particolarmente caro al terzo settore, la transizione verso una società più giusta, più equa e più solidale, e quindi le teniamo insieme tutte e 3. Lo facciamo perché, e qui non c'è la slide da presentare, ma questo è il valore aggiunto vero del progetto BASE. Lo facciamo in una maniera particolare perché siamo un progetto blueprint. Non starò a tediarvi sulle strategie di intervento che un progetto europeo blueprint hanno e sui modelli di progettazione che ci stanno dietro. Vi dirò soltanto che la specificità di questo progetto è che lavora in un orizzonte ampio, europeo, che vede 10 paesi protagonisti, 25 partner, ma con l'aggiunta degli associati che sono molto attivi, raggiunge 40 organizzazioni diverse. Quindi una pluralità di punti di vista, anche dal punto di vista della composizione degli attori, di cui siamo particolarmente orgogliose. Università, certo, perché la ricerca è governata particolarmente dalle strutture universitarie, ma ci siamo anche noi, agenzie di formazione, ci sono le imprese, ci sono le organizzazioni di rappresentanza anche a livello europeo, abbiamo EFTA che sostiene e supporta questo progetto, quindi l'Associazione Europea dei Training Provider, ma abbiamo Social Economy Europe che è il firmatario del patto per l'economia di prossimità o social economy, che ha governato, che ha permesso la realizzazione di questo progetto. Quindi una platea plurale di organismi che portano all'interno del progetto valori e punti di vista importanti e arricchenti. Abbiamo una dimensione europea con 10 partner, abbiamo un settore che, come il gioco che non è gioco, settore non è. Perché mentre gli altri blueprint hanno un collante che è di tipo merceologico, settoriale molto, molto spinto, quindi io parlo del cluster della meccanica e sappiamo tutti quali sono i profili tecnico-professionali all'interno del cluster, parlo di mobilità sostenibile e capiamo bene quali sono i profili che ci stanno dentro. Quando si parla di terzo settore invece che cosa succede? Organizzazioni con caratteristiche diverse si riconoscono all'interno di questo tessuto, lavorano su aree differenti. Come facciamo quindi a trovare un collante sulle competenze tecnico-professionali? Non ce la facciamo e lavoriamo su quelle orizzontali, cross-settoriali, che sono quelle, e ve lo anticipavo, che servono a governare le transizioni. Quindi lavoriamo sul green, sul digitale e sulle competenze per l'inclusione in senso ampio. Questa è la sfida del progetto BASE. Anticiperò, e ve ne parlo brevissimamente, alcuni elementi di progetto per darvi un quadro un pochino più ricco del partenariato. Il capofila è l'Università di Mondragon. Come vedete, fra tutti i simboli presenti c'è anche quello di ENIPNet, ma scorro veloce perché quello che è importante dirvi è come è costruito il progetto Blueprint. Ci sono 7 blocchi di attività, ognuna governata da un coordinatore di un paese diverso, con un approccio e un profilo differente. Ovviamente il blocco di attività dedicato al coordinamento e alla valutazione è coordinato dal capofila, Università di Mondragon. Non voglio dire spagnola se non mi tirano i capelli, quindi basca, Università basca. Il VP2, di cui vi parlerò in maniera un pochino più approfondita ma rapida, è stato gestito dall'Università di Liegi, ed è quello, il profilo di ricerca sullo skill intelligence, quindi un'analisi sulle tendenze, sui trend, sulle competenze future, sui profili futuri, e quando dico futuri, orizzonte temporale 5-10 anni nell'ambito del terzo settore. A seguire il blocco di attività numero 3, gestito da un'agenzia di formazione, la più grossa della Grecia, che si chiama ACMI, che ha l'obiettivo ambiziosissimo di creare un quadro europeo di competenze nel terzo settore, sulla stregua di quanto è stato già fatto su LifeComp, GreenComp, DigiComp ed Entrecomp. Vediamo se ce la facciamo a trovare quel di cui, quella specificità all'interno della quale ci riconosciamo. E poi c'è ENIPNet, che ha l'onere e l'onore di guidare il gruppo di lavoro sul design, sulla progettazione delle attività formative,
a seguire i partner polacchi di FISE, che invece gestiranno la sperimentazione, un pilotaggio che coinvolgerà circa 1300 partecipanti a livello europeo. Ci sarà poi Social Economy Europe, firmatario e coordinatore del patto per le competenze nel settore, che farà una roadmap per la sostenibilità e l'impatto nel terzo settore, e infine, trasversale, un blocco di attività sulla comunicazione, disseminazione e outreach gestito dal Belgio e quindi da Diesis Network. Che cosa stiamo facendo? Perché siamo partiti, ma la strada è lunga, 4 anni di sviluppo del progetto. Un'analisi delle competenze e delle abilità, di cui vi parlerò rapidissimamente. Il Sociocomp, una piattaforma che supporterà l'attività formativa, non sarà gestita soltanto a distanza, ma sarà gestita anche in presenza. Le raccomandazioni e fra le attività di comunicazione, l'ottimo lavoro del partner Diesis ha prodotto una serie di materiali che vi invito, se la curiosità poi sale, arriva, a consultare. Un sito di progetto molto ricco che trovate a socialeconomyskills.eu, il sito del progetto BASE, un magazine, la cui prima uscita ad ottobre ha portato il numero di Social Economy Insider, e tanto altro, infocard tematiche, una mappa tematica con l'offerta formativa. Curiosate perché ne vale veramente la pena. Cronoprogramma. Siamo partiti a settembre, termineremo ad agosto del 26, quindi la strada è lunga, ma stiamo correndo abbastanza. In che fase siamo adesso? Nella realizzazione di questo framework europeo che si chiama Sociocomp, che alimenterà, assieme alla ricerca, i contenuti didattici che inseriremo all'interno della piattaforma formativa. Andiamo veloci. Sulla ricerca, perché questa è praticamente conclusa, siamo nella fase di presentazione al gruppo qualità e di validazione e presentazione alla commissione, abbiamo lavorato attraverso una pluralità di strumenti. Il primo step è stato una rassegna della letteratura esistente, e stiamo parlando di un lavoro a livello europeo, quindi 10 paesi, per capire le sfide della transizione ecologica e digitale e inclusiva. Dei focus group tematici che sono stati attivati sui vari territori. In Italia ne abbiamo attivati 2 diversi, uno con una focalizzazione specifica in ambito energetico, perché l'energia e non solo, e la sostenibilità è una sfida per tutti, ma potrebbe essere un'opportunità di lavoro interessante anche per le realtà del terzo settore, in Lombardia, dicevo, e un'altra sul socio-assistenziale e sanitario in Friuli Venezia Giulia. Sociosanitario assistenziale perché? Perché pur essendo per numero di addetti e numero di imprese il primo settore o la prima area di intervento della social economy, viene colpita in maniera molto profonda da 2 grossissime sfide. La prima, l'invecchiamento progressivo della popolazione, che richiede nuovi servizi e nuovi interventi. Il secondo, la sfida della digitalizzazione, perché anche i servizi si stanno trasformando e in questo settore apparentemente molto tradizionale, in realtà molta innovazione è necessaria, quindi nuove competenze vengono richieste. Il terzo step è stato una sorta di mappatura della formazione, anche questo è molto interessante. Perché? Perché noi dobbiamo aggiungere e non sovrapporci all'offerta esistente. Questo significa capire che cosa c'è già, capire che cosa manca e sui tasselli mancanti andare a inserire nuove proposte formative, nuove non soltanto per i contenuti ma anche per le modalità di erogazione che diventano particolarmente importanti. Il penultimo step invece è un'analisi campionaria a larga scala gestita attraverso Qualtrics multilingue. Abbiamo raggiunto 1229 persone e a livello Italia 205 partecipanti. Su 3 profili diversi, abbiamo lavorato sui manager, abbiamo lavorato sui consulenti e sugli operatori. E poi un'operazione di pulizia, analisi, rassegna dei dati che ha permesso di redigere il report finale. Qualche dato sulle competenze, però non mi ripeto perché alcune cose le confermiamo anche noi, suddivise su 3+1 ambiti: green transition, digitalizzazione, inclusività e competenze specifiche, che poi non sono specifiche ma del terzo settore.
anche noi confermiamo l'importanza di lavorare trasversalmente sulle reti, sulle collaborazioni, che il management dei dati è particolarmente importante, che la collaborazione e la comunicazione digitali lo sono altrettanto, che l'inclusione è un tema sul tavolo particolarmente caldo, sia per quello che riguarda la nascita, la necessità di una leadership inclusiva, sia per l'attenzione al linguaggio che bisogna utilizzare all'interno dei vari contesti. Alcune di queste competenze o di queste abilità o metabilità sono trasversali e specifiche di quel mondo valoriale in cui il terzo settore si riconosce. Perché, come è stato detto, la capacità di fare rete, l'attenzione e un approccio anche dal basso sono connaturati o dovrebbero essere connaturati al terzo settore, anche se, ci è stato detto, c'è bisogno di rilanciare l'universo valoriale, in particolare a livello degli addetti, e quindi c'è un grande lavoro da fare anche per rilanciare e rappresentare valori che sono propri, come per esempio la partecipazione alla governance, come comunque l'approccio dal basso, come il fatto che sì, bisogna bilanciare, diciamo, quello che è la necessità di stare sul mercato con la necessità di essere inclusivi e di recuperare quelli che sono i valori del territorio. Io direi che posso fermarmi qui, trovate tutti i riferimenti al sito, eventualmente anche a LinkedIn in cui siamo presenti, ci sono le infocard e tanto altro, e credo di aver esaurito il mio tempo e vi ringrazio. Ti ringrazio, grazie Barbara. Un contributo sicuramente importante allo sviluppo di una strategia europea che vuole fornire nuove competenze per un'economia sociale, digitale e sostenibile. Vogliamo concludere il nostro webinar con l'intervento di Luigi Bobba. Come vi dicevo prima, è stato sottosegretario al Ministero delle Politiche Sociali e del Ministero del Lavoro, presidente delle ACLI e presidente della Fondazione Tertius. Tertius è un osservatorio di diritto del terzo settore e della filantropia e dell'impresa sociale, il cui obiettivo è quello di spiegare anche l'impatto che la riforma del terzo settore del 2017 ha avuto sugli enti del terzo settore. E lo fa anche attraverso alcuni report. Il terzo è stato pubblicato da poco, il terzo report intitolato Dalla regolazione alla promozione, una riforma da completare, in cui viene un po', si parla un po' della riforma che appunto è ancora da completare e del bisogno che ha di una promozione, la promozione degli enti del terzo settore, ma non le rubo altro tempo e le lascio la parola. Bene, grazie Maria, è sempre un piacere per me tornare qui a Job, un po' perché ho avuto qualche ruolo nell'avvio e nell'ideazione di questa manifestazione, e vedere che dopo 30 anni, più di 30 anni, è ancora in piedi, anzi più viva che mai, è un piacere rivedere tante persone. Cosa dire? Avete già detto praticamente tutto, quindi i miei sono solo 3 telegrammi. Il primo telegramma è sulla parola competere, che nell'accezione corrente dà l'idea di qualche cosa di scontro, comunque di concorrenza, però avendo fatto studi classici, la parola deriva dal latino cum petere, che significa andare nella stessa direzione, cercare di convergere verso un luogo, uno scopo, un obiettivo, no? E allora, riprendendo quello che diceva prima Barbara, se l'obiettivo è di una società più digitale, green, giusta, di un lavoro che abbia anche queste caratteristiche, ecco allora che le competenze devono essere orientate, quindi la direzione comune, verso questi valori di fondo, no? E quindi con la Fondazione Tertius cerchiamo di accompagnare, non essendo noi un'istituzione formativa né universitaria in senso stretto, di accompagnare chi ha colto queste sfide e ha provato a introdurre dei nuovi strumenti, delle nuove competenze, no? Ecco perché in particolare le ultime 2 le avete anche ascoltate in questa webinar,
qui vicino a me Francesco Langella, che è il segretario generale di una istituzione antica e presente in molti paesi come è l'Università Pontificia Salesiana, e la prima, la professoressa Francesca Montagna del Politecnico di Torino. Perché metto l'accento su queste due cose? Perché da un lato questa università ha, diciamo, nelle sue corde un rapporto con un mondo che è stato molto generativo di attività, enti, iniziative che hanno a che fare con quello che adesso chiamiamo terzo settore. Dall'altro lato abbiamo il Politecnico che è un po' il tempio dell'innovazione scientifico-tecnologica. Uno dice ma cos'ha a che fare, no? Eppure queste due sfide mi hanno, diciamo, un poco intrigato, per questo le collaborazioni che abbiamo voluto sviluppare, un po' perché l'Università Salesiana ha deciso, guardando al futuro e guardando a quel reticolo di organizzazioni che bene o male sono dei loro partner o comunque dei punti di riferimento, ha colto quei rischi che il cambiamento che ci sta attraversando riguarda queste organizzazioni. E dall'altro lato il Politecnico ha avuto più di un anno fa un colloquio col rettore del Politecnico di Torino, che ha scritto fra l'altro un bel libro intitolato Tecnosofia, no? Quindi che mette insieme la dimensione tecnologico-scientifica con quella umanistica. Ha capito che l'innovazione tecnologica non ci salva da tutti i guai a cui stiamo andando incontro, nel quale siamo già immersi, ma solo mettendo insieme innovazione sociale e innovazione tecnologica possiamo conseguire quello scopo e quel risultato che prima abbiamo identificato. Ebbene, tutto questo per dire che attenzione che le organizzazioni di terzo settore nelle loro varie forme in cui sono configurati, organizzazioni non governative, di volontariato, associative, mutualistiche, cooperative, di impresa sociale e via enumerando, sono oggi molto in tensione di fronte ai cambiamenti che sono stati descritti, e se non c'è, come dire, una elaborazione, da un lato una consapevolezza di questo cambiamento e dall'altro la immissione di competenze nuove, rischiano di essere travolte o di non essere più efficaci rispetto alla missione per cui erano nate, no? Ecco perché la sfida di una vera e propria laurea, no? Quella che farà con il prossimo anno accademico l'Università Pontificia Salesiana, e dall'altro lato questo Executive Master del Politecnico che mette insieme due dimensioni che sembrano, diciamo così, distanti nella normalità della nostra vita. Ci sembrano due sfide che in qualche modo hanno a che fare con questa voglia di assumere il cambiamento e non di rassegnarsi, diciamo, di fronte al cambiamento che abbiamo di fronte. E allora concludo con due ultime osservazioni. Da un lato dobbiamo avere attenzione alle strutture e quindi le competenze per far sì che queste strutture siano in grado di fare, di innovarsi, di cambiare, se no vengono travolte, muoiono. Come dire, bisogna guardare in faccia a questa realtà. Dall'altro alle persone, no? Veniva detto prima che le organizzazioni, l'Università di Trento, le Eurixe, no? Che le persone sono poco attratte verso le professioni, le attività del mondo del terzo settore. Perché? Perché è difficile, diciamo, oggi offrire un'immagine che sia proiettata rispetto al futuro, no? E quindi c'è bisogno qui di un profondo cambiamento. E dall'altro lato queste organizzazioni hanno un compito che non è meramente lavorativo, professionale, imprenditoriale, ma è anche di socialità, di formazione, di accompagnamento nello sviluppo delle persone, no? E queste esperienze che le persone, in particolare le persone giovani, possono fare dentro queste organizzazioni, penso per esempio anche a tutto il tema del servizio civile, sono oggi un'occasione che non sempre raggiunge in modo più capillare le persone giovani. Penso
se doveste fare diciamo, una statistica, chiedo qui a Giorgio Sbrissa, di quanti ragazzi e ragazze che fanno i corsi e le attività formative in ENEP, quanti hanno guardato, conosciuto, saputo dell'esperienza del servizio civile. Eppure quelle esperienze dentro le organizzazioni associative e volontarie sono altrettanto importanti di quelle di carattere di formazione conoscitiva, professionale, di competenze, no? Perché formano quelle che due studiosi americani hanno chiamato i character skill, che non vengono insegnati, tra virgolette, in nessun corso, no? Ma che sono oggi fondamentali per legare le persone all'esperienza lavorativa professionale. Altrimenti questo rapporto diventa così labile che abbiamo anche oggi, leggevo proprio venendo qua una ricerca della CISL lombarda, il fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni, cioè uno comincia un lavoro, poi se ne va, ne comincia un altro, non c'è più una capacità di, diciamo, di... Perché? Perché non c'è più un legame fra l'impresa e la persona che lavora, no? Cosa sono questi character skill, no? Sono per esempio la coscienziosità, la responsabilità, la stabilità emotiva, no? Tutti elementi che non si studiano su un libro, ma che si apprendono dentro un contesto organizzato, come può essere un contesto associativo e volontario. Ecco allora che se riusciamo a tenere insieme questi due, diciamo, binari, questi due cavalli, no? Quello delle strutture ma anche quello delle persone, il lavoro fatto con queste offerte formative così innovative potrebbe produrre dei risultati, e ce n'è un gran bisogno, un'urgenza vorrei dire, no? Perché altrimenti ci sono dei processi così forti, così eclatanti, così dirompenti, che anche organizzazioni che hanno alle spalle anni e anni, tradizioni anche nobili, rischiano di essere travolte, no? Ecco perché diciamo questa sfida, no? Challenge delle competenze, che è il titolo di questo nostro seminario, è oggi particolarmente attuale, quindi ringrazio ENAIP Veneto e Giorgio per aver preso questa iniziativa, perché se ne abbiamo la consapevolezza allora ci attrezziamo, sapendo che ci avventuriamo su un territorio anche sconosciuto, su delle strade che non sono ancora state battute. Dicevamo con Francesco Langella che non c'è nessuna università italiana che offra una vera e propria laurea come UPS ha deciso di fare, quindi è chiaro che ci si muove su un territorio difficile da praticare, non è un'autostrada, è ancora un sentiero piuttosto accidentato, così come anche tentare di mettere insieme innovazione sociale e tecnologica è in qualche modo una strada nuova, no? Da provare a praticare. Quindi grazie per questa occasione, grazie per il lavoro che tutti insieme, nel senso del cum petere, possiamo fare. Grazie. Vi ringrazio, allora siamo giunti al termine del nostro seminario, ringrazio tutti per i vostri interventi e spunti di riflessione certamente adatti al contesto in cui ci troviamo del Job Orienta, che è il salone d'eccellenza per l'orientamento e la formazione e il lavoro. E il potenziamento della formazione, delle competenze è sicuramente fondamentale per rispondere ai bisogni del terzo settore e per dare questo nuovo impulso anche alle nuove generazioni. Siamo certi che anche grazie alle vostre proposte e ai vostri progetti riusciremo a raggiungere il risultato. Vi ringrazio.